io, ci state anche voi. Allora, se guardate l'esterno della barca adesso vedrete il fondale sia da un lato che dall'altro. Abbiamo poca acqua, 70-80 cm. Fino a qui, da adesso in poi però, abbiamo 15 metri d'acqua sotto di noi. Abbiamo 15 metri d'acqua perché siamo sopra ad un sifone. Che cos'è? È una serie di grotte, di gallerie fatte a U che raccoglie l'acqua che scende dalla montagna e che mette in comunicazione questa grotta con quella dall'altro lato, dando origine alla sorgente del fiume Oliero che nasce proprio sotto di noi. Tantissima acqua sotto la barca, qualche goccia d'acqua però scende anche dal soffitto e magari vi è venuta anche addosso. Le gocce che scendono dal soffitto sono quelle che fanno crescere le stracapie alle ali. Sopra il centro della barca l'esempio opposto. Qui sopra abbiamo delle gocce che sono partite tutte da uno stesso punto e sono arrivate tutte in un punto diverso, da qui il nome di grappole fallite. Questa invece è quella più strana di tutti, è una vena di calcare molto sottile. Qui l'acqua ha corso su tutto il perimetro per dare questa forma così piatta e allungata, per essere definita l'orecchio dell'elefante. All'interno delle grotte, come avete sentito, la temperatura è diversa rispetto all'esterno. Qui dentro le stagioni non esistono. Non esistono perché la temperatura è sempre la stessa. Ci sono sempre 8 gradi nell'acqua e ci sono sempre 12 gradi nell'aria. Tutti i giorni, tutto l'anno, non cambia mai. Ok, adesso ormeggiamo la barca, scendiamo e vi facciamo fare il giro. Quindi aspettate ancora un secondo subito. Questa stanza qui si chiama sala del lampadario o della colata. Il motivo è lei. Questa colata di stalattiti che ha circa 40.000 anni. È alta più o meno 14 metri e nel punto più profondo è spessa 3,5 metri. Come vedete sta ancora crescendo, perché dalle punte cadono delle gocce d'acqua ogni 8-10 secondi. L'acqua che li alimenta, è quella lo scarico della vasca da bagno. L'acqua usciva da lì in alto. Quando l'acqua 48, 45, 46 mila, se l'acqua è fredda o no, potete metterci una mano dentro, ma per capire quanto è fredda mettete la mano fino al polso e provate a aprire e chiudere la mano sott'acqua un po' di volte, poi mi dite com'è. Punto di asiago, quello nero lì alla vostra destra, questo qua grosso. Questo è il tubo che prende sull'acqua, guardate qui sotto, vedete che c'è un cavo bianco, quel cavo bianco è quello che usate subacquei per uscire ed entrare nei labirinti che ci sono qui sotto.